del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre che ci convoca in un'unica Chiesa e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con profonda e sincera gratitudine, caro Vescovo Michele, saluto a nome di tutta la comunità parrocchiale di Resane, non solo la presenza di Don Enrico, la comunità di San Marco e Castelmigno e poi con il Cigno, tutti insieme. Saluto il sindaco e tutta l'amministrazione comunale e vi ringrazio anche per la collaborazione in questo tempo in cui abbiamo eseguito i lavori. Saluto coloro che hanno realizzato il lavoro di restauro del campanile e delle campane, in particolare il signor Fabio Tambotto della ditta Grasmaglia, spero di aver pronunciato bene, per le campane, sia Rivano Ilario Pavan, presidente del consorzio Ospe, e tutte le maestranze che collaborano con lui. Ringrazio il signor Claudio Spilotti della SIMEC. Ringrazio le ditte locali Guidolin, Favaro e Campagnaro che hanno svolto alcuni interventi. Ringrazio e saluto soprattutto lo studio Micro, il geometra Paride Bulla, che con l'architetto Marco Baccariella hanno seguito tutti i lavori. E vorrei ringraziare, anche se non è qui presente, Don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio Arte Sacra di Treviso, che è sempre stato disponibile e presente, collaborare. E con lui ringrazio tante persone che in vari modi hanno collaborato per questo intervento importante e che continueranno poi anche nella festa che sarà appunto in oratorio. Veramente tanta generosità e collaborazione in vari modi, veramente un grazie. Da oggi, dopo 8 mesi di silenzio, di vacanza, possiamo dire una lunga quaresima, anzi un lungo sabato santo, le nostre campane torneranno sul campanile, che è il luogo più alto del nostro paese. Sopra il campanile spicca la croce, vero riferimento proprio per la nostra comunità. 5 bronzi suoneranno, e ha deciso, a partire dalla veglia pasquale. E ci annunceranno così la vittoria di Cristo crocifisso sulla morte, ci annunceranno la vita nuova che inizia grazie all'amore del Padre che lo Spirito Santo riverserà in noi. Nuovo suono diventi per noi quell'invito che lei, caro Vescovo Michele, ci ha affidato con la lettera pastorale, subito cercando di partire. Ripartire, sì, malgrado la pandemia, ripartire come operatori di pace in un periodo inquieto, ripartire, perché in noi è viva la gioia della Pasqua. Grazie, Vescovo Michele, perché oggi ha voluto dare avvio a questo nuovo tempo insieme a noi affinché abbia un suono diverso. Oggi è un giorno storico, siamo contenti proprio di viverlo insieme al nostro Vescovo e con lei affidarci al Signore nostro Gesù Cristo, alla Vergine Maria, San Bartolomeo patrono e a tutti i santi incisi in questi bronzi, per gustare la misericordia del Padre nella sua provvidenza, ricordare con fiducia il tempo che ci attende. Grazie. È dotata di un rinomato concerto campanario e anche di una torre di campanaria restaurata. Oggi è festa per noi ed è un'occasione per cantare le lodi del Signore, per gioire insieme. Il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio, capisce le ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la Santa Liturgia
Maria, la venerare la Vergine, segnala i tempi della vita, gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Allora celebriamo con devota esultanza, davvero con una gioia interiore grande questo rito di benedizione. La voce del campanile ricordi a tutti noi che formiamo una sola famiglia, noi nelle nostre parrocchie, una famiglia grande e questa voce, la voce delle campane, ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo. Raccogliamo in una sola voce le lodi e le invocazioni al Padre che ci ha raccolti nella sua casa e questa voce la lasciamo dire da un momento di preghiera, di silenzio. Gloria a te, o Padre, nella prima alba del mondo hai fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri e indicandogli le vie della salvezza. A Mosè tuo servo hai ordinato di chiamare a raccolta con trombe d'argento il popolo eletto, e ora non ti svegli che nella tua chiesa risuonino i sacri fonti che invitano i fedeli alla preghiera. Benedici queste nuove campane a te dedicate, ma che i membri della tua famiglia all'uniente richiamo rivolgano a te il loro cuore, e partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli si raccolgano nella tua casa, per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. San Giuseppe e Sant'Antonio di Padova, a lode e gloria di Dio.
onore di San Valentino e San Gaetano tiene a lode e gloria di Dio. In onore di San Francesco d'Assisi, a lode e gloria di Dio. In onore di Santa Maria Assunta in cielo, a lode e gloria di Dio. In onore di San Bartolomeo Apostolo, patrono, a lode e gloria di Dio. benedizione esterna è conclusa, ora entreremo in chiesa, voi entrate in canto e ancora abbiamo tutto.